Non ci aspettavamo un fatto del genere in un paesetto tranquillo come dovrebbe essere Godego. Michele Parisotto è cugino di Lucia, l'anziana di 77 anni, zia del sindaco Diego Parisotto, colpita da un malore dopo essere stata rapinata nella sua casa di Castello di Godego insieme al marito Giulio Cavallin, che di anni ne ha 83. Entrambi operai, lui per molti anni alla Simmel, 2 figlie, una bella villetta in via Verdi, frutto di una vita di lavoro. Sono le 8 di sera, fuori c'è ancora luce. 2 giovani riescono a intrufolarsi in casa da una porta sul retro, vanno in cerca di soldi e preziosi. Non soddisfatti sorprendono i 2 anziani in cucina, afferrano un coltello, minacciano lei per avere la catenina d'oro che porta al collo, si fanno consegnare gli spiccioli che lui ha addosso e fuggono via, come racconta una vicina che se li è ritrovati davanti. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani, uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no. Cosa che sconvolge un po'. Uno aveva il pugno chiuso, quindi aveva la refurtiva in mano perché avevano strappato la collana alla signora. La vicina racconta di aver incrociato lo sguardo di uno dei 2 fuggitivi, poco più che ventenni, spregiudicati, a volto scoperto, che in qualche istante si sono poi dileguati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, Lucia Parisotto ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Io mi sono accorto di un'ambulanza che partiva e dei carabinieri che erano già lì presenti, sì che è stata una cosa molto veloce, insomma, ecco. E che impressione ha avuto? Senso di insicurezza, soprattutto per le persone anziane, insomma, ecco. Ha avuto qualche informazione sulla signora, se si è ripresa? No, le ho scritto questa mattina, è ancora in ospedale, ho detto che la aspettiamo. Cavallin e le figlie Monia ed Elisabetta, anch'esse residenti a Castello di Godego, si sono chiusi nel silenzio. No, grazie. Va bene, grazie. Un furto finito in rapina. In zona sono numerose le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei giovani malviventi.